Maxi blitz contro l''ndrangheta tra Monza, Como e Reggio Calabria. Nelle prime ore dell'11 giugno 2020 i militari dei comandi provinciali di Monza, Brianza e Como, insieme ai reparti cinofili di Casatenuovo, Orio al Serio e Pesaro, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi ed associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'operazione è frutto di 2 indagini svolte con il coordinamento della DDA di Milano, rispettivamente dal nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Monza e dal nucleo operativo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cantù. Da un lato l'indagine ha approfondito le dinamiche criminali della locale di Seregno, operante nei comuni di Seregno, Desio, Giussano, Verano Brianza, Carate Brianza, Meda e Mariano Comense. Dall'altro ha consentito di documentare ancora una volta il capillare e totale controllo da parte dell''ndrangheta nelle attività economiche del territorio, con particolare riferimento, questa volta, al business dei servizi di sicurezza nei locali di pubblico intrattenimento ubicati nelle province di Como, Monza Brianza e Milano, e all'attività di rivenditori ambulanti di panini, per i quali è l''ndrangheta a decidere la postazione. In particolare è emerso che i servizi di sicurezza nei locali di pubblico intrattenimento vengono controllati dall''ndrangheta attraverso l'imposizione di ditte di sicurezza di copertura dietro le quali si celano soggetti ad essa affiliati che per lo svolgimento dei servizi si avvalgono solo in piccola parte di persone specializzate e munite della prevista autorizzazione. A margine è stata accertata anche una fiorente attività di narcotraffico internazionale di stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, destinate alla distribuzione nella provincia brianzola e comasca e in Germania. Contestualmente sono state eseguite ulteriori 18 perquisizioni presso abitazioni, ristoranti, esercizi commerciali e terreni nelle province di Monza e della Brianza, Como, Reggio Calabria, Lecco, Reggio Emilia e Macerata. Si svolgerà giovedì 11 giugno, dalle 10 alle 19, Milano Learning Day, la giornata online per scoprire tutte le opportunità a disposizione dei milanesi tra l'offerta di corsi e le novità dalle scuole civiche. Nell'arco di 9 ore si svolgeranno incontri, dimostrazioni pratiche e spiegazioni con i docenti e studenti per conoscere il programma didattico, le esperienze e le opportunità offerte dai centri di formazione del lavoro del Comune di Milano, Fondazione Milano Scuole Civiche e Superscuola Superiore d'Arte Applicata. Un catalogo di oltre 900 corsi, scelto e apprezzato lo scorso anno da oltre 13.000 studenti. In attesa delle riaperture delle sedi, l'appuntamento si svolgerà interamente online, segnando un definitivo cambio di passo e ammodernamento della formazione. Dal confronto con i professori di Milano Formazione si potrà avere una panoramica dei corsi di formazione per il lavoro direttamente erogati dal Comune di Milano. Si è da poco concluso il concorso Un murale per l'ambiente, promosso dal Comune di Milano, A2 e AMSA, nell'ambito del progetto Ambiente a Scuola. 261 gli elaborati consegnati da 80 classi di 22 scuole secondarie di primo grado, che si sono sfidate sul piano della creatività per realizzare un bozzetto di murale su tematiche ambientali, come la raccolta differenziata, lo spreco alimentare e i cambiamenti climatici. L'orca di plastica di Luca D'Ambrosio, Voltare pagina di Andrea Nazzari, Il sogno di Lucia Romanelli sono le 3 opere premiate che a partire dal prossimo anno scolastico diventeranno dei murales. I 3 vincitori si sono aggiudicati i corsi con eco-designer professionali per la realizzazione dei 3 murales nelle loro scuole. Nata in via sperimentale nell'anno scolastico 2018-2019, l'iniziativa Ambiente a Scuola puntava quest'anno a raggiungere tutti i 34.000 studenti delle 125 scuole secondarie di primo grado statali, paritarie e private di Milano. Fino all'interruzione dell'anno scolastico erano già stati distribuiti 940 kit in 58 plessi e si erano già tenuti oltre 45 incontri in cui avevano partecipato più di 900 persone tra docenti e personale ATA. Obiettivo del progetto fin dalla sua nascita è quello di promuovere in modo sempre più capillare la cultura della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e delle energie, dei metodi più corretti per la raccolta differenziata e per la fruizione di spazi urbani. Il progetto intende inoltre raggiungere alcuni degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dalle Nazioni Unite e da raggiungere entro il 2030.
Monza, picchia violenta due minorenni, arrestato. Un peruviano di 54 anni avrebbe maltrattato, picchiato e violentato due minorenni per anni all'interno della propria abitazione a Monza, su disposizione del Tribunale Bianzolo. È stato dunque allontanato dalla casa familiare con le accuse di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori in danno di due giovanissime ragazze appartenenti allo stesso nucleo familiare. L'indagine è partita alla seconda metà del 2019 a seguito di una segnalazione ai servizi sociali del comune da parte di una persona vicina alle vittime. L'attività investigativa condotta dalla squadra mobile di Monza, non senza difficoltà vista la fragilità emotiva delle vittime, ha permesso di ricostruire tutte le vicissitudini patite dalle due minorenni tra il 2013 e il 2018, ad opera dell'indagato. Il Tribunale di Monza, dopo aver analizzato la condotta dell'uomo emersa dalle indagini, ha emesso nei confronti del 54enne peruviano la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle vittime. Incidente a Pioltello, uomo di 64 anni trasportato in codice rosso in elisoccorso. Poco prima delle 14 di mercoledì 10 giugno, a Pioltello, sulla strada Padano Superiore, all'altezza del civico 15, un uomo di 64 anni è caduto dalla propria moto riportando ferite importanti al volto, tra cui tagli e abrasioni. L'uomo è stato raggiunto tempestivamente dalla polizia locale e dall'ambulanza di Pioltello, subito dopo raggiunti dall'elicottero del pronto soccorso di Linate. L'uomo, cosciente, è stato stabilizzato sul posto e trasportato in ospedale in codice rosso.